Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 23 novembre. Il consorzio Veraci Chioggia Venezia, i cui consorziati hanno quasi tutti i loro appezzamenti in zona Saccatoro, Laguna Sud, e gli altri allevatori che parimenti qui praticano la venericoltura, continuano a lamentare gli stessi problemi e ravvisati ancora quest'estate: poco ricircolo d'acqua e salinizzazione della stessa troppo elevata, il che sta portando alla sofferenza della risorsa. In ciò vedono una poca attenzione per quest'area e si chiedono le motivazioni. La Laguna Sud viene riconosciuta come una zona ricca, adatta all'allevamento delle vongole veraci, ma nelle condizioni in cui si trova, se si continua a non fare la dovuta manutenzione dei canali e a non integrare con un afflusso di acqua dolce, i problemi di mancanza di prodotto che ha ora il Polesine si ripeterà in quest'area. Non sarà il granchio blu a causarla, ma la mancanza di ossigenazione dell'acqua e la proliferazione dei murici, nei mici dei caparossoli che nell'acqua più salmastra trovano un habitat adatto per proliferare abbondantemente. Gli allevatori si sono rivolti in pratica a chiunque per risolvere questi problemi che spettano agli enti competenti, che ora sembrano nicchiare e non dare risposte, ma mentre gli uffici sembrano prendersi il tempo per rispondere, la risorsa e i loro investimenti continuano a soffrire. Eppure le vongole veraci si vendono bene, pur riuscendo a mantenere un prezzo sostenibile per l'allevatore. Si tratta quindi di un'economia ricca per la cui valorizzazione ci si dovrebbe interessare, sia per le ricadute economiche nel territorio che per l'indotto che viene interessato dalla loro lavorazione. Ora il prodotto scarseggia e le aziende clodiensi che lo lavorano e lo commercializzano devono rivolgersi ad aziende non locali per soddisfare la richiesta. I vongolari non sanno più a chi rivolgersi per avere un riscontro, un ascolto, non chiedono fondi e risorse economiche per poter finalizzare gli interventi per lo scavo dei canali che scorrono nei loro allevamenti, ma i permessi necessari per poterlo fare, senza che la burocrazia rallenti questo intervento che è essenziale per la crescita delle vongole, portandole a misura e per il mantenimento dell'equilibrio ambientale. A testimonianza della gravità della situazione, i vongolari hanno dato incarico a un esperto per la redazione di un rapporto che indichi la situazione e che nella conclusione decreta l'importanza degli interventi di dragaggio richiesti dagli allevatori e della dotazione nell'area di infrastrutture che in caso di necessità apportino acqua dolce. Se tali accorgimenti non verranno messi in pratica in Saccatoro, il settore della venericoltura potrebbe essere destinato al declino, con inoltre il rischio di scomparsa per quest'area particolare e peculiare della Laguna Sud. Serve ora che qualcuno si prenda a cuore il problema di Saccatoro, aiutando gli allevatori a bussare alle porte giuste per farsi ascoltare e per trovare soluzioni a questo problema ambientale, di cui prima o poi pagheremo lo scotto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato al Presidente del Consiglio di Chioggia, Beniamino Boscolo, una mozione sul comportamento dell'assessore, oggi vice sindaco, Elena Zennaro, come il consigliere Montanariello aveva promesso. Quello che riporta la mozione sono le considerazioni già presentate in precedenza, l'assenza in alcuni momenti di confronto in cui la sua figura era ritenuta importante, il non riferimento degli esiti di alcune importanti missioni e la giustificazione delle spese sostenute di cui la stessa aveva chiesto il rimborso, in parte non spettante. Con la mozione presentata al gruppo consigliare del Partito Democratico chiede di richiamare ufficialmente il comportamento dell'assessore Zennaro, esprimendo attraverso il voto favorevole di questa mozione un giudizio negativo di censura e di sfiducia sulla sua condotta, palesemente in contrasto con il rispetto dei cittadini clodiensi e della politica che la sostiene e non.
La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. Dopo l'aggressione subita in centro storico a Chioggia da 2 agenti della Polizia di Stato per mano di un violento individuo, si esprime il consigliere Dolfin, Lega Liga Veneta, ricordando che nella situazione un agente è rimasto colpito alla testa con una forchetta e la sua collega strattonata e contusa. Il consigliere ritiene inaccettabile il rischio che corrono gli uomini e le donne delle forze dell'ordine nel mettersi al servizio della comunità. L'aggressore è stato arrestato in attesa del processo per direttissima, riferisce Dolfin, auspicando che ne venga confermata la pericolosità. Un individuo problematico che non dovrebbe stare tra la gente in mezzo alla strada, afferma Dolfin, aggiungendo che ha dell'incredibile il fatto che davanti a fatti come questi non si possa fare nulla, almeno fino a che non accade qualcosa di grave e qualcuno resti ferito. Soggetti simili dovrebbero essere ospitati e seguiti da strutture dedicate. Al primo posto ci deve essere la sicurezza dei cittadini e conclude: soggetti instabili e imprevedibili, quindi potenzialmente pericolosi, non possono agire liberamente a discapito degli altri. Questa volta è rimasto ferito un poliziotto che è riuscito ad evitare il peggio, ma se la prossima aggressione toccasse ad un bambino, i più sinceri auguri di una veloce guarigione ai 2 agenti, a cui va tutto il mio sostegno e vicinanza, afferma. Alla cartoleria Pegaso il Black Friday comincia oggi e prosegue fino al 25 novembre. Sconto del 30% su tutti gli zaini e i trolley, sconto del 20% su tutti gli astucci e sconto del 30% su tutto il bricolage. Approfittane per i tuoi regali e per decorare il tuo Natale. Cartoleria Pegaso, Chioggia, Borgo San Giovanni, 328 635 7832. Sì, in un nuovo ospedale che abbiamo realizzato, 250 milioni di investimenti, l'ospedale del futuro, abbiamo fatto vedere i collegamenti con le sale operatorie, con i team operatori, un cancro al seno, un cancro al pancreas e un cancro al fegato operati in diretta, ovviamente approfittando delle nuove tecnologie. Che cosa sarà questo ospedale? A chi sarà dedicato? Beh, questo è un ospedale che comincia a essere come connotazione un vero e proprio policlinico universitario, visto e considerato che a Treviso c'è la facoltà di medicina e chirurgia attivate per tutti gli anni. Abbiamo 8 cliniche universitarie già insediate, quindi abbiamo docenti universitari che insegnano e operano come medici in questo ospedale policlinico universitario, quindi anche un'occasione di grande formazione per tutti i giovani medici e gli aspiranti medici. Un'intervista recente ha definito i primari, in quel caso di Padova, alcuni chirurghi, i gioielli della sanità veneta. Beh sì, come lo diceva Cornelia, la madre di Gracchi, ecco i miei gioielli, lei presentava i Gracchi ai suoi figli, io dico i nostri uomini e donne della sanità, dai medici, agli infermieri, gli OS, a tutti gli operatori della sanità. Questi operatori sono 60.000 e erogano ogni anno 80 milioni di prestazioni sanitarie, 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Quindi quando si parla di sanità veneta bisogna parlare di queste eccellenze che comunque curano i pazienti. Mediamente ogni giorno abbiamo 9.000 pazienti ricoverati. Struttura all'avanguardia, tecnologia avanzata, però il nodo resta quello delle risorse umane, di questi specialisti che mancano.
Mancano. E quando lo dicevo io mi davano per guastafeste qualche anno fa, oggi siamo arrivati al punto di non ritorno perché in Italia mancano 50.000 medici, di questi 50.000 3.500 in Veneto, e vi dico solo che il galleggiamento, cioè coloro che stanno attendendo una visita oggi sulla categoria 30 giorni è di circa 38.000 persone. Ecco, se avessimo 3.500 medici, 10 visite al giorno, sarebbero 35.000 visite in un giorno. Vuol dire che in un giorno e qualche ora avremo chiuso la partita delle liste d'attesa. C'è una soluzione? Beh, ce n'è una nell'immediato di poter far lavorare nei nostri ospedali quei pensionati sui quali abbiamo investito molto, sono bravi, li avete visti all'opera, futuri pensionati, che non possono più lavorare nella sanità pubblica, ma nel momento in cui vanno in pensione possono andare a lavorare dai privati. Io questo lo trovo assurdo, nella libertà di scelta mettiamoci dentro anche la possibilità di restare nel pubblico. E dall'altro la possibilità di investire sempre di più sulla formazione dei giovani. Nel momento in cui ci sono i giovani noi li aspettiamo a braccia aperte. Oggi parlo dei pensionati perché i giovani non ci sono. Lei dice, Presidente, certe cose come quelle che abbiamo visto questa mattina i privati non le possono fare. No, guardi, i privati sono eccezionali, sono diciamo la terza gamba del tavolo per noi veneti. Noi abbiamo un Veneto che ha scelto su mia volontà di avere la quota minore a livello nazionale di privati. Non abbiamo abdicato alla cura del cittadino nel pubblico. Dall'altro dico che noi facciamo degli investimenti che sono importanti, un privato avrebbe difficoltà a fare gli investimenti che facciamo noi, ma non perché sia un incapace, perché sostanzialmente la massa critica è differente. Noi con 9.000 persone ricoverate al giorno possiamo fare degli investimenti che altri non fanno, e dopodiché abbiamo anche uno standard da garantire qualitativo che è uno standard assolutamente estremo. Diciamo che non badiamo a spese, mettiamola così. E parlando di sanità del futuro, lei ha introdotto, e da tempo lo sta facendo, il tema delle infezioni ospedaliere. Questo porta a una rivoluzione copernicana anche nell'intendere proprio le strutture, gli ospedali. Ha quasi introdotto il concetto di ospedali usa e getta, possiamo utilizzare questo termine? Sì, guardi, userò questa dizione che ha usato lei, che rende l'idea. E io voglio che resti agli atti, ma lo sto dicendo un bel po', che la sfida del futuro saranno le antibiotico resistenze, cioè i cittadini che ormai hanno selezionato batteri che non si riescono più ad ammazzare, perché abbiamo utilizzato troppi antibiotici con troppa facilità. 2, le infezioni ospedaliere, che saranno sempre più un problema. Allora bisogna pensare a ospedali meno costosi, magari saranno anche meno belli, più funzionali però, non dico arrivare a dei capannoni, ma quasi, che siano ovviamente in regola con le norme, ma che dovremmo immaginare già di dover distruggere dopo 15-20 anni, quindi devono costare poco, ma essere sempre rinnovati, perché questa è una grande sfida. L'ospedale, l'abbiamo capito col Covid, non è più un posto per metterci la parrucchiera, il ristorante, il bar, la libreria, queste robe, sono belle, sono uniche, ma lì è un luogo di cura, abbiamo capito che i virus camminano con le persone. Quindi usa e getta può essere un'espressione? Usa e getta con un arco di tempo nel quale vengono utilizzati a pieno e poi vengono aggrediti pian piano, un continuo riciclo e riordino. Questo può essere poco estetico, anzi antiestetico, ma potrebbe garantirsi molto di più sul fronte infezioni ospedaliere. Ed è un tema sanitario, per certi versi anche quello della violenza contro le donne. Non possiamo non fare una battuta anche sulle ultimi dettagli che SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 23 novembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News. Ricordatevi di attivare le notifiche. Ciao a tutti!